ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a giocare contro Beth 17enne, Beth Harmon, la protagonista di Queen's Gambit. E ovviamente modalità sfida, nessun, nessun aiuto di alcun tipo, consentito ritirare 3 mosse e ritirare le mosse. Giochiamo con bianco e nero random. I need more experience versus Scrum Master. Ok, dai, giochiamo il gambetto di donna, visto che siamo in tema. Questo è il gambetto di donna. Quindi dopo D4, D5, C4. Questo qui è la difesa ortodossa. Continuiamo a giocare in maniera molto classica. Questa bet ha una potenza di gioco di 2400 punti. Ok, quindi è piuttosto forte, però sta anche muovendo molto velocemente. Dovrebbe essere un motore scacchistico che emula questa bet 17enne. Magari le prossime volte giocheremo contro bet versione massima potenza Super Saiyan di quarto livello. Per ora ci limitiamo. Qua le mosse principali sono mangiare in D5, giocare cavallo F3, torre C1, sono tutte mosse molto giocate. Proviamo a giocare torre C1. Cavallo D7, facciamo anche cavallo F3. Ok, in genere questo pedone non si mangia fin tanto che l'alfiere si muove. Quando l'alfiere si muoverà, per esempio in D3, allora il nero mangerà qui e diciamo pretenderà di aver fatto sprecare un tempo al bianco. Molto spesso il bianco quando decide di muovere l'alfiere mangia così diciamo impedisce al nero questa possibilità. Qua entrambe le ritirate di alfiere vanno bene. Io preferisco sinceramente alfiere F4, ma è una questione di gusti. Ok, qua probabilmente si è buggato il computer perché questo è un pedone in presa senza... o almeno io non vedo grandi compensi. Però avendo la mia avversaria a 2400 punti, meglio controllare 2 volte. Mangio qua. Uh, Va bene. Pedone in più, facile, pedone centrale. Adesso l'alfiere si ritirerà fino a qui. L'idea di ritirare l'alfiere fino in fondo, diciamo, è quella di non intrigare, diciamo. In D3 limiterebbe la donna, in C2 limiterebbe la torre e inoltre un altro vantaggio rispetto a D3 di B1 è che non ci siamo preclusi la possibilità di giocare donna C2, donna D3 che creerebbe questa forte batteria sul suo re. Ok, pensiamo un attimo alla partita. Le due mosse a cui sto pensando sono o cavallo di 2 o re F1. Allora, il problema di re F1 è evidente, cioè che perdo l'arrocco. E diciamo che ho una speciale predilezione per questo, per questo tipo di mosse che compromettono la mia posizione nel 90% dei casi. Lo sanno bene i ragazzi che sono venuti con me a Imperia, un torneo giocato a settembre, nel quale ho giocato Re F1 in metà delle partite e ho perso praticamente tutte le partite in cui l'ho giocata. Ok, cavallo di 2 non mi convinceva al massimo per donna 5, che inizia a mettere pressione su di 2 e mi impedisce allo stesso tempo l'arrocco. Però dopo alfiere G4 io gioco F3, comodo comodo, alla prossima arrocco e la mia posizione è fantastica perché ho tutto il centro
e un pedone in più e il caffè già pronto e tutto quanto. Ok, a 3 si può fare per vedere cosa farà. Ovviamente se ci propone un cambio di pezzi, chi sono io per rifiutare con un pedone in più? Mm, potrei giocare donna C2. Potrei giocare cavallo E4, perché no? Se avesse mangiato, probabilmente avrei mangiato di pedone F, così avrei aperto anche questa colonna. E vabbè, posso ancora cambiare i pezzi. In questo caso mi conviene aspettare a vedere cosa fa lui con questo cavallo. Tanto cavallo di 5 è una mossa interessante, ma di sicuro non la temo, anche perché dopo cavallo di 5 si sarebbe indebolito la casa H7 dove io sto mirando con la mia batteria. Ok, cavallo per E4. Mm, mm, mm. Sono un po' indeciso perché anche donna per E4 ha il suo perché, diciamo, attacca subito H7, però può fare tranquillamente G6 senza problemi, quindi rispettiamo i piani. Gioca G6 comunque. E qua mi piace giocare E5, perché tanto se voglio mettere un pedone in E4 c'ho anche quello dietro. E piazzare una torre magari in F6 dove posso iniziare a minacciare sacrifici. Donna G5, torre F3 con la stessa idea di torre F6. Ok, alfiere F5 l'avevo un po' snobbata, non mi ricordo il perché. Ok, facciamo che gioco semplicemente, mi tolgo con la donna B3, e inchiodo l'alfiere sul pedone F7 e minaccio anche, perché no, questo. Ok, ora che vedo meglio non mi piace molto mangiare quello perché lo attiverei. Dopo torre B8 è vero che posso mangiarmi altri pedoni, però non si sa mai che Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. possa trovare iniziative aprendo delle linee. Facciamo donna C2. La differenza con la posizione di prima è che su alfiere F5 io ho a disposizione la mossa E4, che prima non avevo perché avendo la donna in D3 la torre sarebbe stata impresa dalla donna. Dopo re G7 raddoppio sulla colonna F, quindi mi faccio ancora più minaccioso e gioco torre G3. Guarda come lavorano molto molto bene le mie due torri. Ora posso iniziare a pensare a sacrifici di questo tipo. Per esempio analizziamo torre per G6, F per G6, donna, re H8 unica. Che fare a questo punto? Donna per H6 scacco, re G8 unica, perché se donna H7 sarebbe stata impresa. E ora potrei essere mm, abbastanza confident col fatto che portare una torre a dare scacco in G8 potrebbe essere abbastanza per chiudere la partita. Vediamo che sta andando proprio come avevamo previsto. E ok, adesso non so se torre F3, torre G3 o torre F6, torre G6. Sembrano buone entrambe. Torre F6 forse è pure meglio perché diciamo che limita un po' le possibilità del nero. E ora arriva il colpo di grazia che è torre G6, questa infilata. Non c'erano molte alternative per lui o lei, non so bene come chiamarlo, essendo un motore di scacchi che emula una ragazza, quindi sono un po' confuso. Mi scrive in chat: Do you like your chances after capturing my queen? Sì, assolutamente. Assolutamente. Ok, è vero che il materiale sembra pari perché lui ha
Lei ha 2 torri, o lui, Madonna. Però è anche vero che ho una svalangata di pedoni infinita, cioè adesso non li ho neanche contati, però ne ho 7, lei ne ha 3. Quindi il vantaggio materiale è sicuramente dalla mia parte. Con alfiere H7 dopo torre per io avrei cambio questo alfiere. Re F8 non era possibile perché per questo è doppio qui. E non ci resta altro che spingere i nostri pedoni. E4, D5. Soprattutto questi pedoni centrali sono decisivi secondo me. Ok? Guardate che nonostante sia un motore, queste vigliaccate le prova comunque. Ok, diamo uno scacco giusto per. Il tuo scacco non fa niente, va bene, faranno molto le tue minaccette da 4 soldi. Spingiamo questo pedone anche di 2, creiamoci la casa di fuga. Donna G6. Ho tanti scacchi a disposizione per levarmi dagli attacchi suoi con le torri. Vediamo, donna F6. Ancora i tuoi scacchi non le fanno niente, però intanto. Vabbè, qua c'è una mossa molto forte secondo me. La mossa non è H5 minacciando H6 perché su H5 probabilmente giocherebbe semplicemente Re H7 minacciando torre per G2 dopo che si è schiodato, ma la mossa è donna E5. Donna E5 è molto forte perché, cioè non è molto forte, in realtà la posizione è stravinta, quindi, però è molto geometrica, diciamo, perché tiene la torre inchiodata e impedisce a lei di schiodarsi perché seguirebbe il matto in H5. Un matto molto, molto carino. Quindi la donna in E5 sta veramente, veramente bene. Quindi immagino che sposterà questa da qualche parte. Ok, questa è una mossa inutile. E anche questa è una mossa inutile. E i miei pedoni arriveranno ad ama. Ok, la torre è stata spostata molto dopo. Ok, questo è tipico dei motori di scacchi, quando hanno posizione persa ovviamente non si arrendono. Ok, anche questo scacco non gli ha fatto niente, qua semplifichiamo ulteriormente la posizione e andando a donna con questo pedone non avrà scampo. Vediamo di chiudere in fretta questa pagliacciata. Vediamo di non dare stallo. Ok, qua il modo più veloce di vincere è immobilizzando il re. Notiamo che non è stallo perché ha ancora questo pedone che si può muovere. E lo scacco in G5 da scacco matto. Quindi Bet Harmon. eh, I can't believe. Ok, Bet Harmon è stata battuta. E ok, chiaramente questa stima di 2400 punti è fake nella maniera più assoluta perché di certo non avrebbe fatto gli errori che ha fatto. Vediamo infatti che vi sposto un attimo qui. Ha ottenuto una precisione dell'85%, tra l'altro giocando abbastanza male perché 97% di precisione è abbastanza alto, quindi vuol dire che ho giocato abbastanza male. Ok, infatti vado in grosso vantaggio non appena mi gioca cavallo E4 e mi lascia questo pedone senza motivo apparente. Qua a quanto pare arrocco è un errore perché se vedete il grafico inizia a dare soltanto più 0,34 punti. Questo qua è un indicatore del vantaggio che ho avuto durante la partita. Infatti vediamo che a una certa è diventato veramente gigante. E boh, immagino magari c'era qualche mossa tipo donna 5 minaccia il cavallo e poi mi mangia 2. Però non credo proprio. Probabilmente mi sto perdendo qualcosa. Fatemelo sapere voi se vedete nei commenti.
Ci vediamo al prossimo video e buone partite a tutti. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!